Sono operativi nuovi bandi per lo sport della Regione del Veneto. Assessore, ce ne parli? Una bella occasione, un'opportunità. Siamo nell'ambito dell'anno in cui il Veneto è stato insignito del titolo di Regione Europea dello Sport, come vedete alle mie spalle, e abbiamo sviluppato degli interventi straordinari sia nell'impiantistica sportiva. È recente il bando di 8 milioni di euro sugli impianti sportivi, ma ne seguiranno anche degli altri per gli enti locali. Stasera siamo per illustrare i bandi per la pratica sportiva, l'acquisto di attrezzature, piccole attrezzature sportive e le manifestazioni sportive. Un altro 1.400.000 euro che vengono messi a disposizione in particolar modo delle associazioni ASD sportive e degli enti come il CONI e tutte le federazioni. È chiaro che per noi significa investire in un settore nevralgico per la comunità veneta, non tanto e non solo per il raggiungimento dei grandi risultati agonistici che ci rendono orgogliosi. Abbiamo ben 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline sportive, ma soprattutto per il valore che lo sport dà alla nostra comunità in termini di salute, di crescita sociale, di volontariato e di coesione sociale. Investire nello sport significa investire nella nostra comunità.